La sesta domenica del tempo ordinario ci propone l'inizio del discorso programmatico di Gesù secondo Luca. Domenica scorsa abbiamo ascoltato la vocazione dei discepoli che Luca inserisce nel contesto di una pesca prodigiosa e in questa domenica il seguito mostra il discorso programmatico di Gesù, quello che noi abitualmente chiamiamo discorso della montagna, secondo l'indicazione di Matteo. Invece in Luca dovremmo chiamarlo discorso della pianura, perché sebbene il contenuto sia analogo, l'ambientazione proposta dall'Evangelista è diversa, proprio contraria. Luca dice che Gesù, dopo essere stato sul monte a pregare e avere scelto i 12, scende con loro in un luogo pianeggiante come momento di incontro con tanta gente e, rivolgendosi alla folla che lo cerca, Gesù proclama le beatitudini. Siamo abituati a sentire le beatitudini secondo Matteo, che sono 8, mentre in Luca le beatitudini sono 4. Non solo, ma l'Evangelista Matteo ha separato le beatitudini dai guai e presenta 8 guai alla fine, nell'ultimo discorso. Invece Luca fa una operazione di unità e propone 4 formule di beatitudine accompagnate da 4 formule di guai. Forse è Luca che rispetta la formulazione più arcaica nel documento che aveva raccolto in una prima redazione le parole di Gesù. E infatti Luca che conserva la formulazione più antica, anche con il riferimento concreto al voi, beati voi poveri. Ma insieme alla beatitudine, che è una forma di complimento, di congratulazione, Luca pone il rovescio della medaglia. Guai a voi ricchi. Dobbiamo stare attenti a non pensare a questo guai come una minaccia. Attenti perché vi farò passare dei guai, ma una commiserazione. Gesù presenta le proprie congratulazioni ai poveri e commisera i ricchi, mostrando qual è l'autentico senso della storia. I poveri sono coloro che non riescono a realizzare con le proprie forze la loro vita. E per questo motivo il regno di Dio è loro. Dio è dalla loro parte. Beati voi che non avete i mezzi, che non avete la forza. Poveracci voi, ricchi, perché vi illudete di avere la forza e i mezzi. Loro che si fidano troveranno la vita. Voi che vi illudete la perderete. Guai a voi ricchi vuol dire poveretti voi, ci rimettete. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Guai a voi che invece siete sazi, perché patirete la fame. Beati voi che ora piangete, che siete in una situazione di dolore, perché il Signore vi darà la possibilità di sorridere. Guai a voi invece che siete contenti, soddisfatti e non cercate altro, perché perderete quelle vostre illusioni e sarete nel pianto. Beati voi se vi tratteranno male perché siete cristiani. Guai a voi che sarete trattati bene perché adattati al mondo, dite quello che piace al mondo. E allora molto interessante questo contrasto. La predicazione di Gesù propone la beatitudine, ma mette in evidenza anche il guaio
che l'uomo ricco, soddisfatto, chiuso in se stesso, possa rovinarsi. Lo stesso schema ci è proposto nella prima lettura, che ci presenta un testo sapienziale del profeta Geremia, dove c'è una netta contrapposizione fra l'uomo che confida nell'uomo e l'uomo che confida nel Signore. Ed è evidente dalla formulazione letteraria: maledetto l'uomo che pone la propria fiducia nell'uomo. Al contrario, benedetto l'uomo che pone la propria fiducia nel Signore. Il profeta presenta due immagini di tipo agricolo. L'uomo che confida in se stesso, cioè che pone nella carne, nelle sue risorse, il sostegno e allontana il cuore dal Signore, è come un tamerisco nella steppa, un albero nel deserto. Soffre la sete e finisce per seccare. Invece, l'uomo che pone la propria speranza nel Signore è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che riceve continuamente questa linfa che gli permette di produrre frutti abbondanti a suo tempo. Come l'antico profeta in un linguaggio sapienziale contrappone maledizione e benedizione, così Gesù con la sua predicazione sapiente contrappone i guai alle beatitudini. Lo stesso schema si ritrova anche nel Salmo responsoriale, che è il Salmo 1, quello che apre il Salterio, ed è un testo programmatico. Anche in questo caso possiamo parlare di un testo sapienziale che propone le due vie. Il Signore veglia sulla via dei giusti, ma la via dei malvagi va in rovina. E inizia questo salmo con la beatitudine di chi non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti. Beato l'uomo che pone la propria gioia nella legge del Signore e la medita giorno e notte. Beato l'uomo che confida nel Signore, ci è proposto come ritornello, riprendendo l'espressione proprio da Geremia. Beati voi poveri vuol dire beati voi che confidate nel Signore, che non avete la forza in voi stessi, ma proprio perché vi appoggiate al Signore siete come un albero piantato lungo corsi d'acqua. Invece gli empi sono come pula che il vento disperde, lo scarto del grano, quella pellicina leggera che viene buttata via e nelle giornate di vento viene spazzata lontano, non ha consistenza e non serve a niente. Così sono gli empi. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, guai a voi ricchi, siete come pula, andrete dispersi. E questo insegnamento sapienziale che percorre tutto l'Antico Testamento è ripreso da Gesù, e la sua presenza che annuncia il regno di Dio dà verità a queste antiche formulazioni. La seconda lettura, come sappiamo bene, è indipendente dagli altri testi. In questo periodo dell'anno, ogni anno si legge la prima lettera ai Corinti. Abbiamo iniziato domenica scorsa il capitolo 15, che è tutto dedicato al tema della risurrezione. E per 4 domeniche leggiamo un brano della prima lettera ai Corinzi dal capitolo 15. Domenica precedente ci ha proposto l'annuncio fondamentale, il cherigma di base. Cristo è risorto ed è la documentazione apostolica. Morì, fu sepolto, è risuscitato, apparve. Adesso, dice Paolo, rivolgendosi alla comunità di Corinto, dove qualcuno negava la realtà della risurrezione. Come possono dire alcuni di voi che non c'è risurrezione dai morti? Guardate che se non c'è risurrezione dai morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, è tutto inutile.
Tutta la nostra predicazione cristiana è vuota, insignificante, inconsistente e voi siete ancora nei vostri peccati. Se abbiamo speranza in Cristo solo per questa vita, siamo da commiserare. Siamo peggio di tutti gli altri. Ma, dopo aver fatto un ragionamento per assurdo, l'Apostolo termina con forza. Cristo è risorto dai morti ed è la primizia di coloro che sono morti. È su di Lui che si fonda la nostra vita. La nostra speranza è la risurrezione di Cristo. Dentro il Santo Sepolcro a Gerusalemme, proprio sulla lastra dove fu posto il corpo di Gesù, c'è una scritta in greco che dice la sorgente della nostra risurrezione. Lì, la tomba di Cristo, la tomba vuota, è la sorgente della nostra risurrezione. Noi siamo come un albero piantato su quella sorgente. La risurrezione di Cristo è la forza che dà vita alla nostra esistenza. Beati voi poveri che confidate nella risurrezione di Cristo.